Salve a tutti! In questo video vi parlerò dei plebisciti italiani del 1800, ossia quei plebisciti che accompagnano la Costituzione del Regno d'Italia, dal 1848 fino al 1870. Ecco, è importante considerare questi plebisciti nel loro contesto locale, nazionale e internazionale, che cambia nel corso del tempo e adesso vedremo in quale maniera. Allora, partiamo dai plebisciti del 1848, quelli che si svolgono durante la prima guerra di indipendenza contro l'Austria. Il Regno di Sardegna si erge diciamo, a guida della guerra e a forza trainante, per cui soprattutto in seguito ai successi delle armate sarde tra aprile e maggio, e dopo il ritiro delle truppe da parte di Pio IX, da parte di Ferdinando II di Borbone, gli altri stati italiani vedono appunto nel Piemonte lo stato guida e quindi si fa strada l'idea di votare l'annessione al Piemonte già nel maggio del 1848. Queste votazioni non avvengono tutte diciamo nella stessa modalità, o meglio con la stessa formula, che la modalità è quella dei registri, cioè si vota ponendo la propria firma in un registro per il sì e un altro per il no. Però la formula è diversa. Ad esempio per i ducati di Piacenza e di Parma c'è la possibilità di scegliere tra l'aggregazione al Piemonte oppure l'aggregazione anche a un altro stato italiano. I cittadini possono decidere, infatti poi nelle votazioni si vede quali sono queste altre preferenze, l'aggregazione a Lombardo-Veneto, alla Toscana o addirittura c'è l'opzione dello Stato Pontificio. E questo appunto per Parma e Piacenza. Invece per Modena e Reggio il quesito che viene posto ai cittadini è quello dell'unione al Piemonte nella prospettiva della costituzione di un regno dell'Alta Italia. Un quesito simile riguarda i cittadini che sono chiamati a votare in Lombardia e nelle province venete della terraferma. Qua le votazioni si tengono il 12 maggio del 1848. Notiamo le province venete della terraferma, esclusa Venezia e la sua provincia, che segue diciamo un percorso diverso. Lombardia e le province venete appunto devono decidere, sono chiamate a decidere l'unione immediata al Piemonte oppure se rimandare questa decisione alla conclusione della guerra. La cosa importante è che l'unione al Piemonte è vincolata, cioè è condizionata dalla convocazione di un'assemblea costituente eletta a suffragio universale che avrebbe dovuto creare un nuovo Stato monarchico costituzionale sotto i Savoia, quindi uno Stato sempre si considerava dell'Alta Italia. E infatti è interessante la formula che ora vi leggo. Per quanto riguarda appunto la Lombardia e le province venete della terraferma. Noi sottoscritti, obbedendo alla suprema necessità che l'Italia intera sia liberata dallo straniero e dall'intento principale di continuare la guerra d'indipendenza con la maggiore efficacia possibile, come Lombardi, in nome per l'interesse di queste province e come italiani per l'interesse di tutta la nazione, votiamo fin d'ora l'immediata fusione delle province lombarde con gli stati sardi, sempre che, sulle basi del suffragio universale, sia convocata negli anzidetti paesi e in tutti gli altri aderenti a tale fusione una comune assemblea costituente, la quale discute e stabilisca le basi e le forme di una nuova monarchia costituzionale con la dinastia di Savoia. E quindi la maggior parte dei cittadini vota a favore appunto di questa unione condizionata con gli stati sardi. Per quanto riguarda le province venete, ecco, la situazione qua è un po' diversa. Si vota a Padova, a Rovigo, a Treviso e a Vicenza perché gli austriaci nel frattempo stanno già recuperando terreno, cioè stanno riconquistando i territori che avevano perso durante la guerra. E in particolare il tasso di astensionismo in queste zone è abbastanza alto proprio per la paura. Perché si teme che appunto i territori vengano riconquistati dagli austriaci
e si teme che questi registri in cui i cittadini sono chiamati a porre il loro voto si trasformino poi in liste di morte oppure tutt'al più liste d'esilio, cioè i cittadini che hanno votato l'Unione a Piemonte potevano poi essere facilmente identificati. Per quanto riguarda invece Venezia, la provincia di Venezia, i cittadini votano più tardi, in realtà quando è già troppo tardi, cioè quando ormai l'armata austriaca hanno recuperato quasi tutto il territorio veneto. Perché? Allora, perché Daniele Manin, presidente della ricostituita Repubblica Veneta, mirava alla creazione di una confederazione di stati italiani sotto la guida del Papa, che era l'idea neoguelfa. Solo più avanti, secondo Manin, dopo una volta raggiunta una maggiore unione sia materiale che morale, per Manin sarebbe stato possibile un'autentica unificazione. Diciamo che per lui ci voleva un po' più di tempo, bisognava procedere per gradi. E quindi questo spiega il ritardo appunto di Venezia nell'adesione all'unione appunto al Piemonte. E diverso è anche il metodo di votazione, perché non si vota con il metodo dei registri, ma viene convocata un'assemblea di deputati. I deputati vengono eletti il 9-10 giugno 1848 e il 4 luglio si riunisce l'assemblea che vota l'unione immediata al Piemonte, con una formula che è simile a quella adottata in Lombardia e nelle altre province di terraferma. Leggiamo questa formula. Obbedendo alla suprema necessità che l'Italia intera sia liberata dallo straniero e dall'intento principale di continuare la guerra di indipendenza con la maggiore efficacia possibile, come veneziani, in nome per l'interesse della provincia di Venezia e come italiani per l'interesse di tutta la nazione, votiamo l'immediata fusione della città e provincia di Venezia negli stati sardi, con la Lombardia e alle condizioni stesse della Lombardia, con la quale in ogni caso intendiamo di restare perpetuamente incorporati, seguendone i destini politici unitamente alle altre province venete. Cosa voleva dire? Voleva dire che appunto anche Venezia voleva sì l'unione al Piemonte, ma un'unione vincolata come era stata decretata quella appunto della Lombardia e delle altre province venete di terraferma. Quindi per questi territori non si trattava di una semplice aggregazione, ma di una vera e propria unione, fusione con il Piemonte in vista della formazione di un nuovo Stato, un regno appunto dell'Alta Italia. E questa appunto è una cosa importante perché siamo in un momento in cui questo Stato italiano è ancora in formazione, si deve ancora proprio decidere come costituire, le modalità di costituzione. Diversa invece è la situazione già una decina di anni dopo. Innanzitutto nel 1859, in seguito alla seconda guerra d'indipendenza che vede unito il Regno di Sardegna e la Francia contro l'Austria, la Lombardia viene, in base al trattato di Zurigo del 10 novembre 1859, la Lombardia viene ceduta alla Francia che poi appunto la cede a sua volta al Piemonte, quindi viene unita al Piemonte sulla base appunto del trattato. Perché non si ricorre ad un plebiscito? In realtà se ne parla, però vengono considerati validi i voti già espressi nel 1848, quindi il plebiscito del 1848 viene considerato valido. E la situazione però è complicata dal fatto che durante appunto questa guerra nei stati dell'Italia centrale erano stati cacciati i legittimi sovrani, si erano costituiti dei governi provvisori che tra agosto e settembre del 1848, tramite delle assemblee rappresentative, votano l'unione con il Piemonte. Però la situazione è un po' ingarbugliata da un punto di vista diplomatico. Perché? Perché già gli accordi di Villafranca nel luglio del 1859 prevedevano il ritorno, e poi anche il Trattato di Zurigo, prevedevano il ritorno nell'Italia centrale dei rispettivi sovrani. E quindi si viene a creare questa situazione, appunto, in cui i governi provvisori votano la nazione del Piemonte e i trattati prevedono invece il ritorno dei sovrani legittimi. Vittorio Emanuele II, diciamo che
accoglie favorevolmente queste votazioni, però non le può accettare. Formalmente non le può accettare senza l'avallo di Francia e di Inghilterra. Francia e Inghilterra si dichiarano favorevoli ad una nuova consultazione elettorale diretta tramite appunto suffragio universale, quindi si chiede un plebiscito. E questi plebisciti appunto si tengono in Toscana e in Emilia. Ecco, col termine Emilia si indicano le province modenesi, parmensi e romagnole che si erano unite assieme a formare appunto la provincia dell'Emilia. Quindi questi plebisciti si tengono l'11 e il 12 marzo del 1860 con il sistema delle schede, quindi non più i registi ma le schede elettorali, una per il sì e l'altra per il no. E sappiamo che Napoleone III appunto dà il suo assenso a questi plebisciti in cambio della cessione sempre tramite plebiscito di Nizza e di Savoia, e anche in questi casi i plebisciti si tengono nell'aprile sempre del 1860. E la cosa interessante per quanto riguarda appunto i plebisciti che si tengono in Emilia e in Toscana è, in primo luogo, che vengono appunto utilizzati per aggirare gli accordi diplomatici che erano già stati presi, quindi si ricorre al popolo per uscire da questa situazione ingarbugliata. In secondo luogo, in Emilia e in Toscana c'era la possibilità di scegliere tra due opzioni, l'unione al Piemonte o il regno separato. E queste sono due opzioni che non si erano verificate prima e non si verificherà neanche dopo questa possibilità di scelta. Perché c'è questa possibilità di scelta? La formula che prevedeva questa alternativa era stata in realtà voluta da Napoleone III. E perché Napoleone III aveva voluto questa formula? Perché Napoleone III in realtà non era proprio così favorevole ad un'unificazione italiana, ossia non era favorevole alla costituzione di un unico Stato unitario forte, su cui sarebbe stato molto più difficile mantenere l'influenza francese. Era favorevole invece ad una confederazione di Stati italiani che sarebbe stata più facile da controllare. Quindi lui in un certo senso sperava che costituire un regno separato in Toscana e una sorta di vicariato appunto nell'Emilia. E questo spiega la presenza di questa formula particolare. Sempre nel 1860 sappiamo la spedizione di Garibaldi in Sicilia qui vengono convocati appunto i plebisciti per l'annessione al Piemonte dell'Italia meridionale. In questo caso è il governo piemontese che fa pressione perché ha fretta di annettere questi territori liberati dalle truppe garibaldine. Ha fretta di annetterli perché temeva l'iniziativa dei democratici. C'era un po' lo spauracchio di Mazzini, no? Che era corso nei luoghi, era corso a Napoli, e già Garibaldi aveva un po' l'idea in realtà di proseguire la sua marcia di liberazione fino a Roma e addirittura fino al Veneto, e quindi il governo piemontese teme veramente che magari sobillato dai democratici Garibaldi proceda su questa strada che avrebbe complicato le situazioni per il governo sardo. Per cui appunto ci sono queste pressioni fatte anche sullo stesso Garibaldi per convocare appunto i plebisciti che di fatto legittimano una situazione che però era già esistente, nel senso che l'Italia meridionale appunto era già stata liberata dalle truppe garibaldine. L'esercito italiano era sceso, sappiamo, e aveva occupato le Marche e l'Umbria e ad esempio Garibaldi decreta, in un certo senso dichiara ecco, l'annessione dell'Italia meridionale al Regno di Sardegna il 15 ottobre e i plebisciti invece in Sicilia e in Italia meridionale si tengono il 21 ottobre del 1860. Questo appunto per significare che era una legittimazione di una situazione di fatto. In Marche e Umbria invece appunto si tengono il 4 novembre sempre del 1860. La formula prevede l'annessione di questi territori, quindi l'unità territoriale con il Piemonte, ma l'accettazione anche della forma costituzionale, cioè la dichiarazione dei cittadini riguarda l'annessione alla monarchia costituzionale di re Vittorio Emanuele II. E infatti poi il 17 marzo 1861, quando Vittorio Emanuele II viene proclamato re d'Italia, viene proclamato tale per grazia di Dio e per volontà della nazione.
e appunto la formula volontà della nazione si richiama i plebisciti. I plebisciti successivi, quelli del 1866, del 21-22 ottobre 1866 per il Veneto e del 2 ottobre 1870 per Roma, si collocano in un altro contesto ancora, nel senso che il contesto sia nazionale che internazionale è mutato. Non si è più di fronte ad uno Stato che si deve riformare, ma si è di fronte ad uno Stato italiano che si è costituito e che deve invece completare la sua unificazione, tenendo conto però del contesto europeo. Per cui per quanto riguarda il Veneto, e ne parlerò in un video a parte, il ruolo fondamentale viene giocato dalla Francia in tutta questa situazione, diciamo, diplomatica, anche proprio nel plebiscito, nella decisione di convocarlo. E per quanto riguarda Roma, ci sono una serie di complicazioni sia interne che internazionali legate proprio alla caduta del potere temporale del Papa, che rendono appunto anche là opportuno ricorrere appunto ad un plebiscito in modo che veramente il re Vittorio Emanuele II figuri come re per grazia di Dio e per volontà della nazione. Ecco. Con questo concludo, per approfondire poi in un prossimo video invece proprio il plebiscito veneto del 1866.